Siamo davanti alla ex colonia Turati Lungomare Adriatico, luogo lasciato all'abbandono per circa 20 anni. Siamo con il consigliere comunale e regionale del Partito Democratico Jonathan Montanariello. Di fronte a noi abbiamo la spiaggia di Sottomarina, il mare Adriatico e alcuni stabilimenti che negli ultimi anni si sono resi protagonisti di tanti eventi per i giovani. Perché siamo qui? Perché ieri la Giunta Comunale di Chioggia ha affermato, con un atto di indirizzo, che questo stabile diventerà probabilmente una casa di riposo per anziani, una residenza assistenziale e sanitaria per le persone anziane. Una opzione che è stata promossa dalla società Altinia di Padova e che nel 2021 dovrebbe cominciare a vedere i lavori per la ristrutturazione con alcune migliorie apportate dal Comune. Già durante l'estate, quando si parlava di questa possibilità, il Partito Democratico e il consigliere Montanariello si erano espressi in maniera contraria. Immagino confermerai oggi la tua contrarietà a questa ipotesi. Allora, grazie Enrico ancora una volta per l'opportunità di questa intervista. Sicuramente la contrarietà resta, ma credo che vada anche rincarata da alcuni elementi. Il primo elemento è che politicamente non puoi prendere una decisione così importante, anche storica sotto alcuni aspetti per la nostra città, in un momento in cui mancano pochi mesi dal voto e quindi ci sarà un cambio di testimone probabilmente per l'amministrazione. Seconda vicenda, e qui chiariamo subito, non si tratta a casa di riposo sì, serve, non serve. Qui si tratta che intanto la location è del tutto fuori luogo, perché se c'è ancora all'interno della nostra città un minimo di divertimento, chiamiamola movida, chiamiamoli punti di aggregazione per i giovani, chiamiamole realtà che permettono non solo di essere polo attrattore di alcune economie, ma anche realtà che permettono ai nostri concittadini e non solo ai più giovani di non andare fuori Chioggia in cerca di altre forme di svago, è proprio questa location qui. Location importante, a pochi metri da strutture dove sotto gli occhi di tutti le migliorie che ci sono state in questi anni, migliorie sicuramente dovute a un importante investimento imprenditoriale che va proprio nell'ottica della movida, del divertimento. Ricordiamo che fino alla scorsa estate, quest'anno probabilmente un po' rallentate per il lockdown, ci sono stati illustri e celebri ospiti in questi locali, nulla da invidiare alle realtà della Riviera piuttosto che della costa al nord del Veneto. Quindi credo che andare a collocare una casa di riposo qui, che deduco che sicuramente tra i suoi elementi sarà richiesta tranquillità, non ci sarà l'elemento di tranquillità visto che credo che siamo a meno di 50 metri dai poli della movida. Quindi scelta del tutto fuori luogo, scelta che non tiene conto di una pianificazione futura della città, scelta che non tiene conto di una città che deve svilupparsi a vocazione turistica. 2. Sfatiamo subito il mito di tutti quei commenti che si sentono sul web, la casa di riposo serve, certo, però non è che questa casa di riposo porterà più posti letto per chi avrà bisogno e va attraverso l'ASL, perché gli accrediti di una casa di riposo, ovvero i posti letto che vengono garantiti all'interno di una casa di riposo di un territorio, sono degli accrediti regionali. Questi accreditamenti a Chioggia già ci sono e non coprono nemmeno tutta la casa di riposo, perché alcuni pezzi della nostra casa di riposo non godono dell'accreditamento regionale. Quindi cosa vuol dire? Che quei pezzi che rientrano all'interno delle liste e riescono ad andare attraverso l'ASL hanno una retta. Chi non rientra all'interno delle liste e non va nei posti accreditati della regione ha un altro tipo di retta perché vengono pagati a regime privato. Se qui nasce una casa di riposo, io guardate, non credo sicuramente che andranno a rivedere il piano socio-sanitario per la casa di riposo di Chioggia, escludetelo a priori. Non credo che in questo momento, come è impostata la sanità, verrà su l'assessore dalla regione a dire vi do 50 crediti in più, 50, 10, 30 posti in più. Quindi la mia paura, ed è una paura legittima, è che gli accreditamenti che abbiamo nell'attuale casa di riposo possano andare spostati. Non c'è scritto da nessuna parte che ci daranno nuovi accrediti. E quindi stiamo attenti quando parliamo di casa di riposo, perché non è detto che questa sarà una sommatoria di quella casa di riposo, lo potrà essere sotto l'aspetto privatistico, però vorrò proprio vedere io quando ci saranno gli accrediti se qua saranno in più, se li daranno, se non li daranno e se li daranno a scapito di quella che già abbiamo. Quindi stiamo attenti nel dire abbiamo tanti OSS, infermieri che lavorano fuori, sì,
ma stiamo attenti che non ci sia una trasmigrazione di servizio, non un servizio in più. Quindi tutte quelle volte i commenti, i nostri anziani, a noi servono posti nelle case di riposo pubbliche accreditati, dove all'interno lavorano strutture a regime pubblico con convenzioni e soldi che vengono messi dal pubblico. Quindi stiamo attenti quando parliamo di certi temi, perché è facile dire servono posti in più, ma non serve che li perdiamo da un'altra parte per averli qui. Quindi questo era un'importante parentesi da sfatare. E terzo, sfatto anche questo mito che ogni volta vengono a dire è stata ferma per 10, per 20 anni. La struttura è stata ferma perché all'improvviso hanno interrotto la legge speciale, non sta a me difendere quell'amministrazione, non ero all'interno, ma le cose vanno dette così come stanno. C'era la legge speciale, ci finanziava profumatamente, era stata fatta una scelta. All'improvviso hanno chiuso i cordoni e non si è potuto andare avanti. Fino all'amministrazione antecedente a questa non c'erano risorse da mettere in campo, c'era il patto di stabilità, c'era il blocco della legge speciale, c'era un tesoretto di quasi 40 milioni di euro inspendibili, cosa che oggi questa amministrazione non ha. Quindi cosa vuol dire? Che è inutile che danno sempre la colpa a chi c'era prima perché la struttura è abbandonata. Oggi c'erano i soldi per finirla, l'amministrazione prima non poteva perché non aveva i soldi. Oggi c'erano i soldi per finirla. Secondo me come poteva chiudersi questa partita? Poteva chiudersi facendo una scelta di campo che andava nella direzione dell'utilità pubblica. Abbiamo degli uffici come quello del sociale che credo sia impensabile con una piazza chiusa alle 10 dire a una persona che ha necessità, anche a volte anziane, che si deve recare lì con vento, pioggia e quant'altro. Abbiamo una caserma dei vigili fortemente in discussione fuori mano all'Isola dei Saloni. Abbiamo le realtà come il palazzo dove ci sono i lavori pubblici, che sicuramente non è la sede ottimale dove avere degli uffici comunali. Si potevano tranquillamente portare qui, fare uffici pubblici, rendere al cittadino gli uffici pubblici maggiormente accessibili perché c'era un parcheggio, perché c'era altro, portare la caserma dei vigili in modo che già il loro rientro la sera avrebbe permesso un transito in più sul lungomare e una serie di uffici che in barba a quello che dopo le solite sirene vogliono annacquare nei loro ragionamenti non avrebbe arrecato nessun problema a una vocazione di questo pezzo di città turistico-ricettiva perché la sera sarebbero stati chiusi. Quindi ora i soldi per finirla e rendere ad uso pubblico c'erano, non è stato fatto, è una scelta politica che personalmente non condivido e useremo tutto il tempo e gli strumenti legislativi che restano per portare la città a un cambio di rotta, anche eventualmente creando un comitato, viste le decine di telefonate che ho ricevuto. Grazie al consigliere Montanariello, staremo a vedere cosa succederà con giunta, consiglio comunale, società partecipate e quant'altro. Ovviamente non mancheremo di informare in tempo reale la cittadinanza come sempre. Ricordiamo appunto che questa mattina il vice sindaco Marco Veronese aveva anche difeso la scelta in base al fatto che il comune avrebbe mantenuto la proprietà col sistema del project financing e hanno quindi detto no alla possibilità di vendere l'intera area e quella ulteriore circostante a fine residenziale, turistico e anche commerciale. Ovviamente sono scelte politiche delle quali abbiamo reso conto. Ricordiamo anche, come ha detto il consigliere, la giunta Guarnieri quando ha acquistato l'immobile lo aveva destinato a uffici comunali, uffici dei lavori pubblici, dopo sono finiti i soldi. E dell'urbanistica. In realtà c'è stata la giunta seguente, la giunta di Romano Tirzopaggio, che ha deciso, quando lo stabile era già al 90% completato, di metterlo nel piano delle alienazioni. Grazie ancora al consigliere Montanariello e ci vediamo presto con gli ascoltatori. Ciao Enrico, grazie.